sto sì. bene con Noi questo. stiamo facendo una ricerca Ma come sei per buono? un sentiamo. lavoro che dobbiamo fare che si chiamerà Urban Stories. Le storie cittadine. Stiamo cercando di rintracciare le tradizioni popolari di Milano Tradizioni popolari di su tre Milano. aspetti: Sono le quasi- musiche, le storie, i giochi. e stanno scomparendo. Stanno scomparendo. Purtroppo con questi eventi moderni, Mhm. la modernità, gli stranieri che arrivano, stranieri extracomunitari, hanno scombussolato il sistema Che vecchio. casino. Hanno scombussolato un po', Lei è milanese? ex milanese Come importato, ex? dicevo Ex prima, milanese. Ex milanese che significa? ex milanese, cioè Export, fuori import, Milano, export. Ok. ma sempre italiano, almeno chiamato italiano. Ok. Il vero italiano non si sa chi è ancora, è da scoprire. Guarda, io sono siciliano, quindi si figuri in Sicilia è un misto di È un cose. mistero di scoprire, sapere. Senta, c'è un gioco di quando lei era bambino, un gioco che faceva per strada? Ma come no? Me ne dica qualcuno. Giochi ce n'erano, i giochi dei popolari, i giochi dei poveri, perché era un periodo di guerra, sono nato io, e 5, 6, 7 anni fino a 12 diciamo. 12 anni. Come giocava? Giocavo con la palla di pezza, si giocava alla, come si chiama lì, oh mamma mi sfugge, visto? I tempi moderni fanno dimenticare anche quello che si è E il Giro fatto da d'Italia giovane. coi tuliti, coi tappi Sì, della... le figurine, con tante cose inventive, no? Di allora, perché non c'era possibilità di avere altro. Ecco il ballerino che arriva, ritardo, in ritardo, Portava questo periodo con ombrello. di crisi giovanile, che ricadeva sui giovani, e non Basta, mi fa male il possibilità braccio.